vengo definito capovalle, così si chiamano quelli che fanno il mio mestiere, cioè la gestione di una valle da pesca. Un pezzo di laguna chiusa che però ha una possibilità di ricambio idrico attraverso delle porte che vengono regolate da noi, non siamo soggetti quindi alla marea. Usiamo la superficie che abbiamo all'interno degli argini per allevare il pesce, per cui tutte le specie comuni alla laguna, orate, branzini, tutti i tipi di cefali, vengono o fatti entrare attraverso determinate operazioni durante il periodo primaverile, quando gli avanotti entrano in laguna, o li acquistiamo dai pescatori locali che fanno una pesca tradizionale proprio del novellame e ci vendono gli avanotti che poi noi mettiamo nell'impianto. Questa valle per gli standard della laguna di Grado è la più grande, ha circa 300 ettari. Per le valli venete diciamo è una valle medio-piccola. La valle essenzialmente ha un argine che la racchiude e la difende. All'interno c'è tutta una serie di pascoli, cioè laghi veri e propri, inframmezzati da barene, argini e tutto un reticolo di canali che serve per il ricambio idrico, per il flusso dell'acqua, insomma. Queste specie di pesce hanno un ciclo naturale migratorio, chiamiamolo così, per cui tanto sono interessate all'ingresso dal mare verso la laguna nel periodo primaverile, tanto fanno il percorso inverso, quindi abbandonano le lagune per tornare verso il mare per il periodo riproduttivo, che essenzialmente è invernale, durante l'autunno. Questo ci permette durante la fase autunnale di catturare il pesce, sfruttiamo il suo istinto a tornare verso il mare per convogliarlo in una situazione che ci permette di catturarlo, selezionarlo, vendere quello che ormai ha raggiunto la pezzatura idonea alla vendita, quello che ancora non è abbastanza grande perché non ha ancora gli anni, perché ogni specie ha bisogno di 2, 3, 4 anni, anche 7 l'anguilla per arrivare a pezzatura di vendita. Il pesce che è ancora troppo piccolo viene messo in delle situazioni protette per poter superare la fase critica che è quella invernale, quando le temperature sono prossime a valori mortali diciamo, per le specie ittiche, per cui li mettiamo in canali protetti dove riescono, se tutto va bene, non sempre accade purtroppo, riescono a passare l'inverno e a ricominciare il ciclo l'anno successivo. Sono porzioni di laguna che sono state totalmente modificate da decenni o secoli addirittura, però si sono trasformate in qualcosa che ha un aspetto veramente naturale, no? Noi siamo anche in grado in questo momento, in questi anni, di andare proprio a creare determinate situazioni ad hoc, ad esempio per la nidificazione di certe specie o per la sosta di altre. Il livello idrico che noi manteniamo è fondamentale per il successo dello sverno, ad esempio, di determinate specie di anatidi. Se noi ci regoliamo e ci manteniamo su certi parametri, diventiamo una zona spettacolare, altrimenti basta che la situazione cambi di pochi centimetri, non siamo più idonei e questi contingenti di anatidi se ne vanno tranquillamente da un'altra parte. È importante che questo tipo di situazioni vengano gestite, non siano abbandonate, perché l'abbandono invece può trasformarsi spesso in una trappola ecologica a volte. No? I valicoltori hanno sempre guardato con estremo fastidio e addirittura odio qualsiasi specie come cormorani e aironi che si nutrono essenzialmente di pesce, cosa che ovviamente va in contrasto con quelli che sono gli scopi di chi si occupa di allevare il pesce. Per cui conflitto per decenni, ricerca di soluzioni spesso cruente, tipo l'abbattimento, eccetera, eccetera, ma che in realtà poi non sono soluzioni soddisfacenti, almeno per quello che posso pensare io. Bisogna trovare un punto di equilibrio, per cui deve essere fatta convivere l'attività economica e con l'esistenza e la vita di queste specie di fauna, di avifauna. Quello che facciamo noi è praticamente proteggere determinate zone dell'impianto, la zona che viene poi utilizzata durante la fase di raccolta del pesce, dove il pesce si concentra durante l'autunno e dove poi noi lo mettiamo a svernare, cioè a passare l'inverno. Tutta questa zona viene coperta con una struttura di reti o fili, eccetera, eccetera, che rendono praticamente impossibile agli uccelli accedervi e andare a mangiare questo tipo di pesce o a provocare morie nei momenti particolarmente critici quando c'è tanto freddo, insomma. Abbiamo visto negli anni che si riescono
a raggiungere risultati soddisfacenti, non è che l'impatto non ci sia, no? Una predazione c'è sempre. Chiederemmo in questo, ovviamente stiamo tentando con quella che è la nostra controparte pubblica di farci un po' riconoscere quello che è la nostra valenza ambientale. Facciamo di tutto per coesistere con questo tipo di specie, ma ne paghiamo comunque il prezzo dal punto di vista economico, vorremmo che questo ci fosse in qualche modo riconosciuto. Sarebbe importante perché potrebbe permettere il crearsi di una mentalità diversa anche da parte di chi si occupa di allevare pesce come noi in questo tipo di ambiente. Le specie che noi alleviamo hanno avuto un crollo dei prezzi negli ultimi 20 anni che è legato essenzialmente all'affermarsi degli allevamenti intensivi. Una volta esisteva il pesce di mare e il pesce di valle, per quanto riguarda branzini, orate. Una volta che è stato standardizzato l'allevamento delle avanotterie, per cui la produzione di massa di uova e avanotti e il successivo allevamento in condizioni di cattività e allevamento intensivo con mangimi sia in mare, vasche di tutti i tipi, eccetera, eccetera, ha portato la produzione ad aumentare di migliaia e migliaia, decine di migliaia di volte, perché ormai orata e branzino sono diventato un prodotto di massa in pochi decenni con prezzi che sono un decimo di quelli che erano 30 anni fa. Ovviamente noi non abbiamo una capacità produttiva dal punto di vista quantitativo estremamente limitata e avevamo un prodotto di nicchia, adesso abbiamo un prodotto, ci siamo ritrovati in un mercato di massa con un prodotto con produzioni quantitativamente irrisorie, per cui i bilanci sono andati a farsi benedire ovviamente. Cercare di diversificare, trovare dei canali propri di vendita di quello che produciamo e inoltre torno al discorso di prima del confronto con il pubblico, quello che noi sicuramente dovremmo riuscire a farci riconoscere è quanto importante siamo non solo dal punto di vista del prodotto che facciamo, ma di quello che rappresentiamo dal punto di vista di gestione di un ambiente che ha un'importanza incredibile. Insomma. Abbiamo fatto come fanno gli aborigeni, c'è solo una trasmissione orale ma io di questo sono anche fiero, nel senso che quello che ho imparato, che ho dentro di me, viene da secoli di esperienza di persone che l'hanno fatto prima di me e mi dispiacerebbe di essere l'ultimo della serie. C'è un patrimonio di conoscenza di natura in definitiva, perché quello che è il nostro patrimonio di chi fa il capovalle è un patrimonio di conoscenza di lune, maree, clima, tutta una miscela di questi parametri che imparare a valutarli, a gestirli e a tradurli in azioni quotidiane ci vuole una vita. È peccato che non avere qualcuno a cui trasmetterlo.